L'Ordine degli Architetti di Agrigento tende una mano agli uffici comunali della provincia per velocizzare le pratiche. Il sindacato organizza un convegno sulla crisi socio-economica della provincia. La Camera di Commercio di Agrigento crea un evento per parlare di banda ultralarga. Alla Torre Carlo V della città di Camilleri domani, venerdì 20 e sabato 21 dicembre, tantissime iniziative e momenti conviviali. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La carenza di personale degli uffici tecnici comunali incide notevolmente sull'iter procedurale di istruttoria delle pratiche edilizie, rallentando la crescita del territorio e la valorizzazione dei liberi professionisti. Così l'Ordine degli Architetti di Agrigento porta avanti un progetto per velocizzare le procedure. Vediamo. L'Ordine degli Architetti di Agrigento tende una mano agli uffici tecnici comunali con il progetto PACE, progetto Architetti Commissione Edilizia, approvato nella seduta del 29 novembre scorso. Il progetto viene incontro ai sindaci, ingessati per la carenza di personale negli uffici nella provincia di Agrigento, che di fatto blocca e paralizza le procedure di istruttoria delle pratiche edilizie, rallentando di fatto l'economia del territorio e la valorizzazione dei liberi professionisti. Attraverso il progetto PACE, dichiara Alfonso Cimino, presidente dell'Ordine degli Architetti, abbiamo constatato l'allarme sulla mancanza di personale. Pensionamenti e quota 100 sono le cause principali ed abbiamo proposto di utilizzare professionisti al fianco delle amministrazioni, costituendo una commissione di esperti che, sulla base del principio di sussidiarietà, si porrà come uno strumento a velocizzare l'istruttore delle pratiche edilizie agli uffici tecnici dei comuni agrigentini che vorranno aderire in via sperimentale dopo aver stipulato un accordo con l'Ordine. La Commissione, sottolinea Cimino, esprimerà pareri consultivi su richiesta degli architetti e altri liberi professionisti sui procedimenti edilizi che gli stessi intendono presentare utilizzando la modulistica unificata vigente nella Regione Sicilia e dallo sportello unico per l'edilizia, la cosiddetta SUE e SUAP, per ogni comune oggetto di sperimentazione e convenzione. La crisi socio-economica agrigentina, questo è il tema di un convegno organizzato dalla UIL. I particolari con il nostro direttore Arturo Cantella. Un interessante convegno oggi svolto qui dalla UIL Agrigentina per evidenziare determinate crisi del settore un po' in generale. Sì, oggi stiamo dando i numeri, i dati della drammatica crisi che attraversa Agrigento e la sua provincia. Tra l'altro coincidono con quelli usciti nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore ed Italia Oggi, che vedono retrocedere sempre di più. La situazione generale della regione siciliana non aiuta, sono di queste ore le preoccupazioni rispetto alla manovra di bilancio della regione siciliana, che intende tagliare i trasferimenti ai comuni, al trasporto pubblico, bloccare tutto, e questo rischia di peggiorare ulteriormente le cose. Noi come sindacato non siamo disponibili a continuare a subire questa situazione, occorre un cambio di passo, occorre dire basta. Questa terra ha grandi opportunità che continuano a essere non sfruttate. I nostri figli devono avere la possibilità sì di andare anche fuori ad allargare i loro orizzonti, ma poi a poter tornare per mettere a frutto quello che è il più grande patrimonio di questa terra, l'intelligenza e la capacità dei propri figli. Un gap tra il sud e il nord che aumenta sempre di più. È un gap tra il nord e il sud che aumenta sempre di più e ci preoccupano anche queste norme che stanno per essere promulgate sul regionalismo differenziato. Se, come sembra, il criterio è quello di utilizzare la spesa storica, chi ha avuto continuerà ad avere e chi ha avuto meno continuerà a essere sempre più indietro. Se passa questa idea di egoismo, questo paese, tutto il paese, non ha dove andare. Massima condivisione dell'iniziativa. Ci siamo sentiti nel dovere di organizzare questo convegno per presentare all'organizzazione i veri dati della crisi socio-economica. Abbiamo confrontato i dati che ci ha fornito il Sole 24 Ore con quelli che aveva dato prima Italia Oggi, poi mescolandoli con i nostri dati, che sono i dati di un sindacato che è sempre presente sul territorio, un sindacato che vive le problematiche dei lavoratori. Cosa può fare il sindacato per ovviare a questa grave crisi?
Beh, lo abbiamo fatto già da anni, quantomeno già il sottoscritto assieme al gruppo dirigente lo fa da 4 anni, cerca di stimolare le amministrazioni locali, cerca di stimolare la deputazione nazionale, regionale e nazionale a invertire la rotta. Qua non si può giocare da soli, ma bisogna un lavoro di squadra per cercare di invertire le criticità che vive questo territorio. Purtroppo il divario tra nord e sud aumenta giorno dopo giorno e vediamo continua emigrazione dei giovani che vanno via purtroppo dalla nostra provincia. Il divario aumenta, poco fa ne parlavamo nel convegno, lo dimostrano anche i numeri che riguardano reddito di cittadinanza e quota 100. Il quota 100 interessa di più il nord, il reddito di cittadinanza interessa di più il sud, quindi questo sta a dimostrare che c'è grande sofferenza nel sud e quindi bisogna cercare di invertire la rotta. Una UIL sempre più presente nel nostro territorio. Sì, ho presentato questa sera una UIL che è cresciuta nei numeri, eravamo un'organizzazione che nel 2015 contava circa 11.000 iscritti, oggi l'ultimo dato nazionale ci consegna un'organizzazione che ha oltre 20.000 iscritti, quindi un grande lavoro fatto sul territorio da parte di tutto il gruppo dirigente della UIL. Scatta l'operazione Natale e Capodanno Sicuri predisposta dalla Questura di Agrigento. C'è il servizio. Sono stati potenziati al massimo i servizi di vigilanza stradale su tutte le strade statali e provinciali di Agrigento, con particolare riguardo alla 640, alla Caltanissetta-Porto Empedocle, alla 115 che attraversa longitudinalmente il territorio della provincia d'Amenfi e Licata, la statale 189 Agrigento-Palermo, nella previsione di un considerevole aumento del traffico veicolare. E questo è il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza disposti dal questore di Agrigento Rosa Maria Iraci e in conformità alle direttive impartite dal compartimento della Polizia Stradale Sicilia Occidentale di Palermo in occasione delle prossime festività natalizie di fine anno. L'attività delle pattuglie sarà caratterizzata, come di consueto, dalla presenza costante sulle strade della provincia allo scopo di prevenire qualsivoglia illecito e soprattutto a garantire una più efficace e premurosa assistenza agli utenti comunque in difficoltà. Il collegamento tra il centro operativo compartimentale e le pattuglie farà fronte alle richieste di soccorsi sanitari e meccanici che si dovessero rendere necessari in caso di infortuni automobilistici o condizioni meteo avverse. Verranno impiegate tutte le apparecchiature speciali come l'autovelox, il telelaser per il contrasto alla velocità eccessiva, l'etilometro per il contrasto al tasso alcolemico dei conducenti, al fine di reprimere le infrazioni alle norme di comportamento che, come è noto, assumono un più alto grado di pericolosità. Le stesse apparecchiature speciali, in particolare precursori ed etilometro, saranno utilizzate in particolari servizi già predisposti in prossimità di locali notturni e delle discoteche, soprattutto nelle notti prefestive e festive, per ottenere una efficace attività di controllo allo scopo di prevenire il tristemente noto fenomeno delle stragi del sabato sera. In materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, l'impianto sanzionatorio del codice della strada per i neopatentati nei primi 3 anni dal conseguimento della patente o sotto il 21° anno di età e per i conducenti professionali di veicoli commerciali, trasporto di cose o persone, queste categorie non possono guidare dopo aver assunto bevande alcoliche, prescindendo da tasso alcolemico che deve essere quindi pari a 0. Nel corso del mese di dicembre sono già stati 4 i conducenti di veicoli trovati positivi all'alcol test, deferiti all'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e un conducente denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La questura rinnova l'invito alla massima prudenza, in particolare al rispetto dei limiti di velocità, che in ogni caso va adeguata alle contingenti condizioni della strada, di quelle atmosferiche e del traffico, ad indossare la cintura di sicurezza e per i veicoli a due ruote il casco, a non distrarsi attraverso l'utilizzo di apparecchi telefonici, a non assumere nessuna sostanza, alcol, droghe o farmaci che pregiudichino lo stato psicofisico durante la guida. Nel corso dell'ultimo mese sono state elevate 139 infrazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza e 12 per uso scorretto del cellulare alla guida, 41 per eccesso di velocità. Sono state ritirate 23 patenti di guida e 26 carte di circolazione, decurtati ben 1.159 punti. Nello stesso periodo saranno effettuati incisivi controlli nel settore del trasporto merci per la repressione delle infrazioni commesse dai veicoli pesanti. A tal riguardo, la questura comunica che per i mezzi adibiti al trasporto merci aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, la circolazione sarà vietata nei giorni festivi relativi al lungo ponte delle prossime festività.
Cambia l'assistenza degli anziani a casa, si sceglierà in una lista di accreditati. L'assessore regionale alla salute Ruggero Razza annuncia la svolta, stop al rinnovo dei contratti con i soggetti che oggi forniscono il servizio. Vediamo. Una vera e propria rivoluzione per i 41.000 anziani che in Sicilia vengono curati a casa e che dal prossimo anno potranno decidere a chi affidarsi per le terapie a domicilio. L'assessorato alla salute ha firmato un decreto che prevede di superare il sistema delle gare per l'affidamento dei servizi e di sperimentare il modello dell'accreditamento, come avviene per i laboratori privati convenzionati o per le case di cura. Una svolta in un settore chiave dell'assistenza sanitaria che vede l'isola arrancare rispetto ad altre regioni. Secondo gli ultimi dati ministeriali del 2017, in Sicilia ci sono 1.025.000 ultra 65enni, ma solo 41.000, pari al 4,4%, ricevono l'assistenza domiciliare e per circa 18 ore l'anno contro una media nazionale di 26 ore. Oggi l'assistenza domiciliare integrata viene erogata da dipendenti interni delle aziende sanitarie provinciali e da operatori delle associazioni profit o no profit per conto dell'ASP. Da molti mesi la Regione sta provando a fare un salto di qualità, ma bisogna vincere due sfide, una organizzativa e una culturale, e comprendere che, a fronte della crescita della popolazione con riferimento all'età ed alla cronicizzazione delle patologie, la risposta più efficiente non è l'ospedale, ma l'assistenza domiciliare integrata di qualità, ha detto l'assessore alla salute Ruggero Razza durante un convegno all'Ars organizzato da OSA, uno dei maggiori player del settore, che solo a Palermo ed Agrigento assiste oltre 9.000 anziani. Già nel giugno scorso l'assessore ha firmato una circolare che vieta ai manager dell'ASP di rinnovare contratti in scadenza con soggetti che attualmente forniscono il servizio a domicilio in vista dell'entrata in vigore del nuovo modello. Per essere accreditate, le cooperative e le associazioni del settore dovranno avere particolari requisiti che prevedono 3 diversi livelli di complessità di cure e la formazione adeguata degli operatori, requisiti che verranno fissati per decreto. Nei primi mesi del 2020 ci sarà un bando per essere accreditati. Solo chi lo supererà potrà ottenere un budget annuale. Tsunami giudiziario nello stretto, ai domiciliari il sindaco di Villa San Giovanni e il dirigente della Caronte Tourist, accusati di corruzione. I particolari nel servizio. Ci sono il sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Sicleri, oltre che Antonino Repaci e Calogero Fimiani, rispettivamente presidente del CDA e amministratore delegato della società di navigazione Caronte Tourist SPA, tra le persone arrestate dai carabinieri di Reggio Calabria nella giornata di ieri, un vero e proprio terremoto giudiziario che ha interessato il comune della Calabria, ma anche la più importante società di navigazione che effettua collegamenti nello stretto di Messina e non solo. Nell'operazione sono complessivamente 11 le persone arrestate, 2 in carcere e 9 ai domiciliari, e figurano coinvolti anche alcuni dipendenti del comune di Villa San Giovanni. Secondo le indagini portate avanti dai carabinieri di Reggio Calabria sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio, i manager indagati avrebbero promesso di elargire utilità agli amministratori comunali che in cambio avrebbero, sempre secondo l'accusa, asservito la loro pubblica funzione agli interessi privati della società di navigazione. L'accusa per loro è di aver corrotto esponenti della pubblica amministrazione di Villa San Giovanni per realizzare le opere di riorganizzazione dell'area di sbarco e imbarco dei traghetti. Nello specifico, sempre secondo l'accusa, il presidente del CDA si sarebbe attivato per assicurarsi l'affidamento di un'area sulla quale la società di navigazione aveva progettato la realizzazione di alcuni lavori. La Caronte Tourist, in merito all'operazione e al coinvolgimento dei 2 manager, esprime la propria fiducia nell'operato della magistratura, auspicando che i dirigenti interessati abbiano al più presto occasione di chiarire i comportamenti contestati. L'attività del gruppo, si legge ancora in una nota, continua dunque a fluire regolarmente grazie al contributo delle centinaia di donne e uomini che quotidianamente assicurano il proprio impegno forti di un sistema di valori solido e radicato. Il gruppo Caronte Tourist, si evidenzia, non è coinvolto come società nelle imputazioni contestate personalmente ai 2 esponenti della società di traghettamento. Proseguono le giornate di orientamento per gli studenti del liceo classico Empedocle. Vediamo. Voi oggi avete
illustrato la vostra proposta ai ragazzi del liceo classico. Siamo qui con i ragazzi del liceo classico Empedocle di Agrigento. Cominciamo così il nostro percorso di orientamento universitario quest'anno. Apriamo con il liceo classico di Agrigento. Si tratta di un corso di studi superiori in mediazione linguistica e interculturale. È un corso triennale che prevede 210 ore di arabo, 60 ore di lingua inglese, 60 ore di lingua francese e altre materie curriculari. Ragazzi, come hanno accolto l'iniziativa e una sua valutazione anche di questa iniziativa che la scuola fa? I ragazzi sembrano entusiasti e molto attenti. Sono dei ragazzi motivati che hanno fatto un percorso completo, qual è il liceo classico. La nostra proposta si orienta proprio a fornire un percorso completo ed esaustivo per tutti coloro che vorranno intraprendere questo percorso. Lei rappresenta una università siciliana che nel tempo è cresciuta notevolmente e la Core di Enna oggi presenta l'offerta formativa. Sì. Io sono qui per parlare intanto dei corsi nei quali insegno. Io mi occupo di letteratura italiana contemporanea e insegno a lettere, di cui sono coordinatore, ma anche scienze della formazione primaria e a lingue. Lingue ha sia il corso triennale che la magistrale. E però la Core è una realtà anche più ampia, perché ha un ventaglio di corsi che vanno da scienze sociali a psicologia, a scienze motorie, ma poi c'è pure giurisprudenza, economia, ingegneria e a breve aprirà anche la facoltà di medicina, quindi è una realtà che si è radicata nel territorio, che sta conoscendo una fase espansionistica grazie a un iperattivismo anche del personale amministrativo. Uno dei fiori all'occhiello ad esempio è la biblioteca d'Ateneo, che è la quarta in Europa per dimensione, per strutture, quindi è come se fosse una università di stampo americano, perché è organizzato come un campus, per cui gli studenti vivono la vita universitaria nei vari momenti, nei vari ambienti, dalla mensa alla palestra, alle aule studio, alle aule informatiche, quindi è un luogo molto accogliente nel quale lo studente si trova particolarmente a suo agio. Diciamo che noi abbiamo diverse attività di orientamento, quindi abbiamo attività di orientamento innanzitutto, poi attività di potenziamento delle capacità dello studente prima di iscriversi ai corsi di laurea triennale e inoltre noi attuiamo diverse attività, una volta durante i corsi di laurea, diverse attività di tirocinio e di stage, in modo che lo studente nelle sue attività abbia una relazione sempre tra università e mondo del lavoro. Brevemente gli sbocchi? Gli sbocchi occupazionali, chiaramente il Dipartimento SEAS presenta un'offerta formativa molto differenziata che comprende più di 5 corsi di laurea e quindi ci sono diversi sbocchi occupazionali che vanno dalle attività manageriali all'attività, per esempio, posso andare nell'ambito delle attività diplomatiche nel settore del turismo e così via, quindi diciamo che gli sbocchi occupazionali sono molto differenziati. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. 10 anni di Agrigento oggi, il sito internet festeggia il Circolo Empedocleo e ripercorre l'evoluzione del giornalismo e la sua storia. Margherita Trupiano. Domenico Vecchio, Agrigento oggi compie 10 anni, una grande festa e tante testimonianze di affetto ma anche momenti di riflessione. Intanto 10 anni come sono trascorsi?
Sono stati 10 anni intensi, 10 anni piacevoli, 10 anni fatti anche di grandi cambiamenti nella nostra professione, perché abbiamo iniziato con un sito internet e poi piano piano ci siamo dovuti rapportare con i social, e oggi ci fa riflettere il fatto che la gente non sa neanche dove legge le notizie, da quale testata le apprende. Se tu parli con i giovani e gli chiedi da dove hanno preso la notizia, ti dicono da Facebook o peggio ancora dal cellulare. Questo ci deve fare riflettere, perché dobbiamo inseguire più qualità e soprattutto sostenibilità. Noi offriamo un prodotto completamente gratuito, ma per portarlo avanti occorre che si trovi il modo giusto per la sostenibilità e soprattutto per la qualità. Non ci può essere giornalismo senza qualità. Tutti scrivono, tutti fanno comunicati, ma il giornalista è quello che deve sviluppare il vero senso critico e che deve sapere fare il proprio mestiere. È stato bello incontrare tanti colleghi, tanti amici, l'occasione per confrontarci, per aprire anche un dibattito che spero che possa essere approfondito in futuro, perché ad Agrigento ci sono tante testate giornalistiche, tanti giornalisti che hanno grandi esperienze e che se riusciamo a metterle tutte insieme sicuramente possiamo ottenere buoni risultati. Dobbiamo fare sistema, perché oggi ce n'è bisogno più di quando abbiamo iniziato 10 anni fa. Buon lavoro! Grazie Margherita, grazie a voi, grazie a TVA per l'ottimo lavoro che fate ogni giorno, grazie ancora. Alla Camera di Commercio di Agrigento un evento per parlare di banda ultralarga, focus sul territorio provinciale. Arturo Cantella. La Camera di Commercio di Agrigento organizza l'evento La banda ultralarga per l'economia digitale, un focus sul territorio provinciale, che si terrà domani venerdì 20 dicembre dalle ore 9:30 nel Salone delle Conferenze. L'evento sarà anche l'occasione per fare il punto della situazione nel territorio agrigentino in tema di connettività a banda larga, o la relazione al piano strategico nazionale, ponendo particolare attenzione all'importante ruolo di sistema camerale dei comuni nella diffusione della BUL. Con il progetto Ultranet banda ultralarga, Italia ultramoderna, coordinato da Unioncamere e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sottolinea il commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento, dottor Giuseppe Termine, il sistema camerale ha l'obiettivo di favorire la conoscenza e la diffusione della banda ultralarga come strumento di sviluppo territoriale attraverso iniziative rivolte a tutto il territorio. In questo modo il sistema camerale intende contribuire alla riduzione del ritardo digitale accumulato nel nostro Paese. Nel corso del confronto con esperti della materia si farà il punto anche sull'uso della banda ultralarga da parte delle imprese della nostra provincia. Dopo i saluti dei presidenti dei vari ordini professionali, il pivot territoriale Fabio Cimino presenterà il progetto Ultranet. Il programma prevede i seguenti interventi: la banda ultralarga, il piano di interventi pubblici e privati di Open Fiber, in Sicilia focus sul territorio agrigentino. Clara Di Stefano, Regional Manager Open Fiber, per Open Data Davide Taibi, ricercatore CNR Palermo, per i Big Data applicato al Digital Marketing. Nicola Cairone, Polos Consulting di Agrigento, i servizi delle Camere di Commercio per lo sviluppo dell'impresa digitale. Maddalena Venezia, consulente di Infocamere. A chiudere l'incontro di domani venerdì alla Camera di Commercio ci sarà uno spazio dedicato al premio Bull Factor, banda ultralarga al talento, con la premiazione del vincitore dell'edizione 2019. Con Ultranet, le Camere di Commercio vogliono promuovere i vantaggi della banda ultralarga per le imprese e tutta la collettività. La banda ultralarga è il progetto con cui il governo, in linea con l'Agenda Europea 2020, punta a una connessione ultraveloce per tutti. La strategia adottata per colmare il ritardo del nostro paese in termini di digital divide ha previsto un intervento capillare su tutto il territorio nazionale, che parte dalle cosiddette aree bianche, quelle a fallimento di mercato, arrivando a sviluppare servizi digitali avanzati anche nelle cosiddette aree grigie e nere, dove cioè sono già presenti operatori con reti da 30 a 100 megabit per secondo. Un'infrastruttura digitale avanzata in Italia è indispensabile per consentire alle imprese di procedere nella stessa direzione dei paesi più sviluppati. Una connessione veloce, stabile e affidabile è fondamentale per fare ricerca industriale, favorire l'innovazione e ridurre le distanze tra imprese, pubblica amministrazione e cittadini. La banda ultralarga favorisce lo sviluppo dell'economia nell'era della quarta rivoluzione industriale.
portando benefici economici e di business per le imprese. In questo scenario di crescita, le Camere di Commercio fanno da cerniera alle attività del progetto, valorizzando i dati del registro delle imprese per consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di realizzare infrastrutture digitali sui territori a supporto delle imprese. In ogni Camera di Commercio c'è già un esperto in banda ultralarga. È il pivot territoriale, a cui le imprese possono rivolgersi per avere informazioni sulla banda ultralarga, per essere aggiornate sulle tecnologie digitali compatibili con il piano Impresa 4.0 e per approfondire le dinamiche connesse alla digitalizzazione delle imprese, della pubblica amministrazione e della società civile in genere. Il pivot orienta le imprese verso scelte più consapevoli che trova sul mercato. Le aiuta a scoprire, insomma, che il vantaggio della banda ultralarga è un'Italia ultramoderna. Il progetto Ultranet è coordinato da Union Camere e sviluppato dalle agenzie del sistema in stretta collaborazione con le strutture territoriali. Una rete vasta e consolidata con il compito di partecipare all'attività formativa, organizzare gli incontri di animazione locale, rappresentare un punto di riferimento qualificato sui temi della banda ultralarga, favorire l'interazione con altre organizzazioni che operano sui temi dell'innovazione digitale a livello locale e nazionale. Per diffondere la conoscenza delle potenzialità della banda ultralarga e del suo possibile impatto sull'economia e sulle imprese, sono stati individuati indicatori territoriali che offrono ad ogni comune una fotografia aggiornata del tessuto produttivo, del suo potenziale innovativo e della sua evoluzione nel tempo. In aggiunta agli indicatori territoriali sono stati individuati anche 2 indicatori sintetici. Attraverso l'utilizzo di questo set informativo, i pivot territoriali delle Camere di Commercio mettono a disposizione delle imprese e delle amministrazioni uno strumento utile per cogliere le potenzialità e i vantaggi di una connessione stabile e veloce. Contatta la tua Camera di Commercio o scopri di più sul sito ultranet.camcom.it. Pizza Christmas ACS alla Crabello lo show dei pizzaioli agrigentini. Margherita Trupiano. Pizza Christmas dell'Aix, la pizza aggrega Natale, esalta il gusto con delle serate in particolare. Di cosa si tratta? È una manifestazione organizzata dalla Presidenza Provinciale dell'ACS che ha avuto questo lampo così, per me un'occasione importante nella quale noi ci stiamo ritrovando, aggregando e integrando, perché qua ci sono tanti artisti, perché l'arte bianca è sempre per me tra le arti più belle, perché di tutto si può fare meno tranne che del pane, della pizza e perciò anche di tanti derivati. L'ACS ha voluto organizzare, è stata anche una volontà fortissima di Gaetano Ravanà organizzare questa serata, dove abbiamo voluto coinvolgere gli artisti. Per me sono artisti, oltre che sono pizzaioli, ci sono anche altre persone che si occupano di altri ambiti della gastronomia, dalla birra artigianale alle conserve, anche alla pasticceria per esempio, ma ci sono tante altre espressioni del nostro territorio. Noi vogliamo da un lato promuovere quelli che sono questi lavori importanti, questi lavori che hanno sicuramente un diretto contatto con quello che è il turismo. E io dico sempre ai giovani, quando fate le scuole professionali fatele bene, perché questo vi può dare da lavorare, da mangiare, ma non solo, ma può identificare una provincia che è bellissima, quella nostra, nella quale ci sono tanti prodotti importanti e questi prodotti, se siete bravi, riuscite a trasformarli in cibo, in buon cibo, che non è cosa semplice. E poi dall'altro lato quello che noi vogliamo è far conoscere il gusto ai meno appassionati, il gusto dei sapori nostri, che talvolta noi tendiamo sempre per uno spirito di esterofilia a mettere da parte. Riempiamo McDonald's e Burger King, però poi ci scordiamo di mangiare una buona pizza. Ci vuole tutto nella vita. E chi, quando e dove può venire a trovarvi? Allora, noi abbiamo la sede in via Giovanni XXIII, perciò ad Agrigento, al numero 52, lì può essere sicuramente accolto e darci degli spunti, delle idee. Noi siamo ben felici di ascoltare e di proporre nel territorio iniziative. E il Pizza Fest? Allora, per ora noi siamo all'Hotel Crabello, al Villaggio Mosè, siamo stati ieri, siamo oggi e lo saremo pure domani, perciò fino a giovedì noi abbiamo questa iniziativa che è dalle 7 di sera fino a mezzanotte, fin quando noi decidiamo di stare assieme, e per ora abbiamo deciso di stare tanto assieme. La pizza è un prodotto d'eccellenza, identifica l'Italia e la bontà. Come si distingue una buona pizza? Allora, una buona pizza si distingue
come elemento principale si basa sulla lievitazione, sulla lavorazione della pizza e poi ci vuole palato e deve essere proprio il soggetto a dire se la pizza è buona o meno. Ingredienti di qualità? Di qualità, certo, gli elementi di qualità già fanno una buona pizza, certo. Giovanissimo, a 16 anni, ha deciso di intraprendere l'attività di pizzaiolo, come mai? Sì, diciamo che sono nato dentro la pizzeria perché ho iniziato da piccolissimo, poi ho visto i miei fratelli, i miei zii che facevano la pizza e mi è diventata una passione più e ho deciso di fare prendere questo lavoro. Diciamo che già il futuro ce l'ho perché abbiamo una buona attività. Hai studiato per fare? Sì, studio, la mattina vado a scuola e la sera in pizzeria, la scuola alberghiero di Favara. Anche qui c'è un altro aspirante pizzaiolo, sì. Da quanto tempo e cosa ti aspetti da questa professione? Allora, buonasera, faccio il pizzaiolo da quasi 8 anni, da questa professione ormai mi aspetto di tutto perché il livello della pizza è arrivato a un livello molto altissimo, a livello di qualità, di visibilità, di lavorazione. Oggi vanno forte anche le pizze gourmet che sono molte richieste dai clienti, quindi con mio fratello, con la mia famiglia ci stiamo attrezzando per portare avanti questa novità, questa pizza gourmet e niente, oggi ci troviamo qui presenti grazie a Gaetano Ravanà che ci ha invitati e a noi piace fare molto questi eventi sulla pizza e oggi ci troviamo qua a fare degustare le pizze nostre e dopo faremo delle pizze gourmet. Io produco zafferano ad Aragona, sono ormai 8 anni che mi sono appassionato di questa spezia che è la spezia in assoluto e viene denominato oro rosso perché ha anche un valore, oltre ai valori salutistici dello zafferano stesso, ha anche un valore economico molto importante. Ora da quest'anno abbiamo cominciato anche una produzione a valore aggiunto aggiungendo lo zafferano ai prodotti locali, quindi tutto chilometro zero, tutte conserve senza nessun tipo di conservante. Arriva il Natale alla Torre Carlo V a Porto Empedocle, 2 giorni di eventi per condividere lo spirito del Natale. All'interno delle sale del primo piano della storica torre della città di Andrea Camilleri, domani venerdì 20 e sabato 21 dicembre si svolgeranno diverse attività. Dall'arrivo di Babbo Natale per la distribuzione di doni per bambini al torneo di risico, mercatini di artigianato, presentazione, scambio di libri, raccolta beni di prima necessità e vendita biglietti lotteria per l'Associazione dei Volontari di Strada, mostre fotografiche e degustazione di panettoni artigianali offerti da un noto bar della città. A Licata alcuni consiglieri comunali chiedono che venga reinsediato al Palazzo di Città il dirigente Ortega. I particolari nel servizio. 6 consiglieri comunali di Licata, tutti di opposizione, chiedono alla giunta guidata dal sindaco Pino Galanti di fare marcia indietro rispetto alla scelta di azzerare la dirigenza dell'ente. Di fatto, dunque, sollecitano il ripristino dei capi dipartimento e di conseguenza di rimettere Vincenzo Ortega al proprio posto alla guida, cioè di urbanistica e territorio e ambiente. A presentare la proposta sono stati i consiglieri comunali Calogero Scrimani, Gaetano Aronica, Anna Triglia, Genna Ortega, Vincenzo Carità e Melania Dorsi. Sull'istanza dei 6 esponenti dell'opposizione è chiamato a pronunciarsi il Consiglio Comunale, organo infatti che nei mesi scorsi aveva già approvato a maggioranza la delibera di giunta che cancellava la dirigenza, che il presidente Giuseppe Russotto ha convocato per lunedì prossimo 23 dicembre alle 18. Qualora dunque il Consiglio Comunale approvasse la proposta dei 6 rappresentanti dell'opposizione, l'amministrazione comunale sarebbe chiamata a ripristinare la dirigenza, richiamando Vincenzo Ortega, l'ex dirigente comunale, l'unico rimasto in carica prima della cancellazione della dirigenza, dopo che i suoi colleghi sono andati in pensione, attualmente è componente la commissione prefettizia che amministra il comune di San Cataldo sciolto per mafia. Alla base dell'atto di indirizzo ci sono le difficoltà in cui versano gli uffici comunali e la mancanza di un adeguato numero di figure apicali in grado di assumere le responsabilità di un comune in gravi difficoltà. Appare evidente, aggiungono i consiglieri comunali di opposizione, che la scelta ha determinato l'abbassamento del livello di qualità professionale da dirigente alla categoria inferiore di
Si tratta del famoso provvedimento che ha permesso al Comune di mettere alla porta l'unico dirigente rimasto in pianta organica, cioè l'ingegnere Vincenzo Ortega, l'uomo delle demolizioni di immobili abusivi sulla costa di Catese. Di fatto si tratta della modifica di 6 articoli dello Statuto Comunale, che sono gli articoli dal 28 al 33. Il sindaco Galanti ha spiegato così la decisione della sua amministrazione. L'ingegnere Ortega era rimasto l'unico dirigente in pianta organica dopo i pensionamenti degli altri suoi colleghi, per cui tutti i dipartimenti erano affidati a lui. Io non potevo però permettere che un solo uomo fosse al comando della burocrazia comunale. La questione è al terzo e ultimo punto dell'ordine del giorno della seduta del 23 dicembre. In agenda anche l'approvazione del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni urbani. Adesso c'è la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Calcio eccellenza, l'Acragas si prepara alla gara con il Misil Meri. Carmelo Lentini. Da qualche giorno l'Acragas ha ripreso la preparazione, ben consapevole di dover incontrare un avversario molto tosto che domenica scorsa ha violato il rettangolo di gioco di Geraci. Questa sfida con il Don Carlo Misilmeri, in programma domenica prossima 22 dicembre alle ore 14:30, si dovrà giocare a Palermo sul neutro del CUS universitario di via Altofonte. Si sarebbe dovuto giocare a Ribolla, rigorosamente a porte chiuse, ma l'impianto di Piano Stoppa non è omologato per contenere i tifosi di entrambe le tifoserie. Purtroppo il trainer Totò Bullo dovrà fare a meno di 2 giocatori inamovibili per squalifica, il difensore Alfonso Cipolla, fermato per 3 giornate, e l'attaccante esterno Giovanni Biondo per 1. Entrambi espulsi nella gara contro il Dattilo, fermi ai box ma in via di guarigione Faulisi e Pirrone, colpiti da un virus influenzale. In compenso c'è Sant'Angelo che scalpita per un posto da titolare, mentre in difesa avanza la candidatura dell'ultimo arrivato Caternicchia. Ancora è presto per decidere, ma di certo Vullo ci sta pensando sopra e sta facendo lavorare in previsione di queste possibili scelte. Intanto lunedì prossimo 23 dicembre chiude il calciomercato di dicembre e si spera che prima di quella scadenza l'Acragas possa chiudere con qualche calciatore che possa tornare utile all'economia del gioco biancazzurro. In caso contrario si pescherà nella lunga lista dei calciatori svincolati. Il DS Ernesto Russello è all'opera e nei prossimi giorni dovrebbero registrarsi delle novità di rilievo. Nomi non se ne fanno, ma sembra che l'attenzione sia indirizzata verso un centrocampista dai piedi buoni. Volley femminile, big match per la SEA Paragona, seconda classificata, che sabato incontrerà la capolista. Vediamo. Sabato la sfida, la super sfida contro Cerignola, in testa al campionato, imbattuta la squadra pugliese. Per la SEAP dall'Icardillo Aragona una gara importantissima per accorciare il divario in vetta al campionato. Il capitano Melissa Donà. È una gara importantissima, non lo nascondiamo, loro vengono da tutte vittorie, quindi stanno veramente giocando bene, stanno esprimendo una bella pallavolo. Speriamo che il fattore campo insomma sia dalla nostra e che possiamo ricucire un po' lo strappo, sarebbe importante per riaprire insomma la competizione di questo campionato. Sono tanti punti quelli che loro hanno, quindi secondo me con una buona prestazione, se giochiamo come sappiamo, possiamo tenere testa alla prima in classifica. Cosa conosci il Cerignola? Cosa temi di questo avversario? Sono una squadra molto completa, hanno sicuramente un gioco molto veloce, il palleggiatore gioca molto spinto, quindi hanno degli attaccanti di banda che sono molto bravi, c'è Giusia Starita che comunque conosco da tanti anni, è un attaccante molto forte di palla super, e poi comunque anche Martilotti sta facendo molto bene, centrali sono molto forti, insomma in tutti i reparti sono ben completi e hanno anche un allenatore molto preparato e bravo che sicuramente preparerà al meglio anche a loro la partita. Serve dunque la gara perfetta per portare a casa l'intera posta in palio? Sì, serve la gara perfetta, serve che appunto non molliamo mai nei momenti di difficoltà che avremo durante la partita e secondo me potrebbe fare la differenza anche un buon pubblico, perché giocando in casa sicuramente ci può dare una spinta in più il pubblico, quindi invito tutti a venire sabato alla partita.
Ritorniamo al calcio, la Quisquinese capolista a punteggio pieno nel campionato di terza categoria. Carmelo Lentini. Dopo 5 giornate di campionato di terza categoria, al comando spicca una sola squadra, la Quisquinese, che ha racimolato 13 punti, conseguenza di 4 vittorie ed un pari. La scorsa domenica la squadra della montagna ha inflitto una sonora sconfitta per 9-1 alla malcapitata Atena. All'inseguimento della Quisquinese a soli 3 punti c'è la Virtus Favara, che è andata a vincere per 2-3 sul campo della Reale Unione, mentre sotto a 9 punti inseguono ben 4 squadre: Reale Unione, Città dei Comitini, Campobello e Vis Ribera. Lo scorso turno il Campobello ha superato il Santa Elisabetta per 3-1, mentre il Città di Comitini ha violato il rettangolo di gioco del Vis Ribera. Pareggia a son di reti 3-3 tra i palermitani del Prizzi e il Burgio. Adesso si ritorna in campo il prossimo 22 dicembre. Calcio giovanile, parliamo del torneo Pierpaolo Brucato. Agrigento incontra il Catania. L'intervista all'allenatore Carmelo Giordano di Tonino Butera. Mister Giordano, allenamento di rifinitura a Fontanelle, domani affrontate in semifinale del torneo Pierpaolo Brucato la rappresentativa di Catania. Abbiamo alzato l'asticella come volevamo, diciamo che l'approdo alle semifinali era il nostro obiettivo minimo quando abbiamo iniziato a lavorare per le selezioni, per affrontare il torneo di Brucato. Ora siamo in semifinale, la giochiamo in casa, la giochiamo davanti al nostro, speriamo, numeroso pubblico, quindi la partita l'abbiamo preparata bene, abbiamo abbastanza informazioni sulla squadra che incontreremo, una squadra forte che per tradizione e per bacino d'utenza sicuramente sarà superiore, o pensiamo che sia superiore a noi, ma noi abbiamo abbastanza argomenti per metterli in seria difficoltà. Abbiamo visto c'è qualche piccola defezione, non so se magari potrà recuperarsi qualche giocatore importante, però ci sono altri ancora importanti che possono essere utilizzati. Sì, come hai detto tu poc'anzi, abbiamo un paio di giocatori che sono reduci da piccoli fastidi muscolari. Vediamo se col lavoro dello staff medico guidato dal dottore Curella riusciamo nell'arco di 48 ore di poterli recuperare. Se non fosse così abbiamo in rosa anche i giocatori validi che sicuramente diranno la sua e che sicuramente daranno il loro contributo. Una specie di avvoltoio che vive nella regione centrale del continente africano risulta insediato da almeno 2 mesi nella colonia dei Grifoni del Parco dei Nebrodi nel Messinese. C'è il servizio. Un grifone di Ruppel, una specie di avvoltoio che vive nella regione centrale del continente africano, risulta insediato da almeno 2 mesi nella colonia dei Grifoni del Parco dei Nebrodi delle Rocche del Crasto, il massiccio montuoso compreso fra i paesi di Alcaralifusi, Militello Rosmarino, San Marco d'Alunzio e Longi. Il primo avvistamento accertato di questo avvoltoio africano a rischio estinzione era stato effettuato il 2 ottobre grazie a uno scatto del fotografo naturalista Michele Ungaro che si trovava in zona per fotografare i grifoni, e già questo era stato un evento occasionale in quanto era la prima volta che veniva documentata la sua presenza in Italia, spiega lo zoologo Antonio Spinnato, e questo poteva semplicemente rivelarsi un evento sporadico, come spesso accade, in quanto questi grandi uccelli possono effettuare accidentalmente spostamenti di migliaia di chilometri dal loro areale, che è l'Africa equatoriale ed orientale, per poi continuare il loro viaggio, ma in questo caso l'animale sembrerebbe essersi insediato insieme ai grifoni della colonia dei Nebrodi, in quanto è stato ripetutamente avvistato. Abbiamo documentato sia fotograficamente che tramite dei video la presenza del Ruppel, racconta il direttore dell'ente Parco dei Nebrodi Filippo Testagrossa, nello specifico durante il pasto presso il carnaio di Alcaralifusi, in cui si evince la piena integrazione che questo avvoltoio africano ha con i cugini grifoni della specie simile, dei quali oggi la colonia conta più di 160 individui. Ultimamente, quasi quotidianamente, da tutta la Sicilia giungono presso l'area delle Rocche del Crasto fotografi naturalisti e appassionati di birdwatching con l'intento di fotografare o avvistare il Ruppel, che si distingue dagli altri grifoni in quanto è più piccolo, il colore del piumaggio è più scuro ed ha una banda bianca sotto le ali che spicca, per cui, soprattutto se si trova insieme ad altri grifoni, viene facile riconoscerlo, spiega il commissario straordinario del Parco dei Nebrodi Luca Ferlito. Il grifone di Ruppel quindi anche come un'attrazione in più per venire a visitare il Parco dei Nebrodi fra le innumerevoli realtà naturalistiche.
Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.